Maurizio, Pellegrino Roberto, D'Agostino Armando, interdetti perfetto dei pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena. Dichiara Macri Alessandro, Spirli Filippo, Calabrese Giuseppe, Alvaro Nazareno, De Marte Francesco, De Marte Salvatore, Oliveri Angelo, Giovinazzo Marcello, interdetti dei pubblici uffici per la durata di anni 5. Visto l'articolo 32 quater codice penale, dichiara Marciano Giuseppe, Marciano Vincenzo classe 77, Gallotta Giuseppe, Elia Angela, Spirli Filippo, incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni 2. Visti gli articoli 417 e 530 del codice penale, dispone che Marciano Giuseppe, Marciano Vincenzo classe 77, Gallotta Giuseppe, Palamara Antonio, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio, Pellegrino Roberti siano sottoposti a pena espiata alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. Dispone che Marciano Vincenzo classe 48, alla Vena Omra, Rogli Annunziato, Castellana Ettore, Trinchera Salvatore, Scarfò Giuseppe, Martino Giuseppe, Matri Paolo, silenzio! 200 anni di galera senza aver fatto niente, senza aver fatto niente, per 4 chiacchiere di quello là, 200 anni di galera. Alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 1. Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali. Per cortesia. Condanna di imputati Marciano Giuseppe, Marciano Vincenzo 77, Marciano Vincenzo 48, alla Pena Omar, Gallotta Giuseppe, Rogli Annunziato, Michela Salvatore, Pellegrino Giuseppe, Spirli Filippo, Pellegrino Maurizio, Pellegrino Roberto, al pagamento delle rispettive spese di custodia cautelare. Visto l'articolo 530 del codice di procedura penale, assolve Andesi Rosario e reati ascritti ai capi I e J perché il fatto non costituisce reato. Scullino Gaetano e Cristileo Marco dal reato non ascritto al capo C perché il fatto non costituisce reato. Alla Vena Jason dal reato ascritto al capo D per non aver commesso il fatto. Basso Stefania dal reato ascritto al capo doppia perché il fatto non costituisce reato. Dal reato ascritto al capo X perché non punibile ai sensi dell'articolo 284 comma secondo del codice penale. Camiglia Enzo dal reato ascritto al capo Y perché il fatto non sussiste. Visto l'articolo 530 comma secondo codice di procedura penale, assolve Paraschio Federico dal reato ascritto al capo A per non aver commesso il fatto. Pino Gaetano dal reato ascritto al capo N perché il fatto non costituisce reato. Prestileo Marco dai reati ascritti ai capi N e O perché il fatto non costituisce reato. Pellegrino Michele dal reato ascritto al capo A bis per non aver commesso il fatto. De Marte Antonio dal reato ascritto al capo R per non aver commesso il fatto. Visti gli articoli 538 e seguenti del codice di procedura penale, condanna Marciano Giuseppe, Marciano Vincenzo classe 77, Marciano Vincenzo classe 48, alla Vena Omar, Gallotta Giuseppe, Palamara Antonio, Rogli Annunziato, Castellana Ettore, silenzio, Trinchera Salvatore, Scarfò Giuseppe, Pellegrino Giuseppe, Macri Paolo, insolito tra loro, a risarcire alla parte civile il comune di Ventimiglia il danno cagionato dal reato di Quello mi sentiva, non bisognava pagare, il comune di Ventimiglia bisognava 200 anni di galera e 5 persone. Così risarcire il comune di Ventimiglia. 200 anni di galera e 5 persone, sono votato anni. Per cortesia! Ma quale per cortesia o no? Ma veramente state facendo 200 anni di galera, oh! Si calmi. Condanni altresì presente il fondo del comune di Ventimiglia, le spese di costituzione liquidate in euro Ventimiglia, oltre spese generali ed accessori di legge. Condanna Barilaro Antonino, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio, Pellegrino Roberto, insolito tra loro, a risarcire alla parte civile comune di Montichiera il danno occasionato dal reato al capo a bis che si liquida in complessivi euro 400.000. Condanna altresì presente il fondo del comune di Montichiera, spese di costituzione liquidate in euro 14.000 oltre spese generali e accessori di legge. Condanna Marciano Giuseppe, Marciano Vincenzo, classe 77, Marciano Vincenzo 48, alla Vena Omar, Gallotta Giuseppe, Palamara Antonio, Rogli Annunziato, Castellana Ettore, Trinchera Salvatore, Scarfò Giuseppe, Cosentino Giuseppe, Macri Paolo, Barilaro Antonino, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio, Pellegrino Roberto, insolito tra loro,
a risarcire alla parte civile Regione Liguria il danno occasionato dai reati di penalità Ci ne mandiamo con tutto il ministero, non basta la riga dell'Algeria, pure in mezzo alla strada la volete mandare. Condanna altresì prevedete rifondere alla Regione Liguria le spese di costituzione di miliardi di euro in 10.000 o di spese generali getta per l'estero le domande delle parti civili. Visto l'articolo 240 del codice penale, ordine alla confisca e alla conservazione del piatto dell'autorizzazione sequestrata ad Aladina Omar, Marinaro Antonino, Massimo Giuseppe, Saracos Giuseppe, Nino Gaetano, Michela Salvatore, il quadro sequestrato a Giuseppe. Visto l'articolo 644 ultimo comma del codice penale, ordine alla confisca di somme e beni per la Gallozza, il solito valore, una capoetica di importo complessivo di euro 10.000. Altro Giuseppe, Altro Vicente 77, Gallozza, il solito valore, una capoetica di importo complessivo di euro 6.200. Gallozza, in relazione al capo di finanziamento di euro 26.000. Visti gli articoli 416 bis, 7 e 12 92, ordine alla confisca di seguenti beni e crediti. Pellegrino Michele, quote societarie, fratelli Pellegrino, inflazione casalmente 20%. Pellegrino Giovanni, quote societarie della stessa società nella misura dell'80%, oltre alle quote della Grotta del Drago nella misura del 100%. Depositi di conto corrente, San Paolo, vogliamo dare il dato positivo, Anima, fondo comune di investimento nella misura del 50% e altro fondo comune di investimento nella misura del 200 euro, di banca, fondo di investitore 50%, per il mio Maurizio, i seguenti beni immobili, Borghiera, foglio 1, particella 622, particella 7, particella, foglio 4, particella 698, foglio 4, particella 699, depositi alta terziaria silenzio, foglio 2, particella 161, Intercettazioni falline, vigliacchi, avete fatto intercettazioni sporche in tutte le maniere, vigliacchi, ve ne siete girati come avete voluto voi, brutti vigliacchi. A Gretarola, il vendito Gretarola avete, del cazzo, il vendito Gretarola che ha 2 omicidi, lo portate qua a farlo degli arrivati 100 anni, miserabili, maroni, ma fatto, ma mi mettete l'articolo 100, non escono qua dentro, finché non finisce la cosa non esco, venite qua dentro, mi dovete ammazzare perché mi chiudo la testa una alla volta, avete capito, miserabili di tutti, venite a prendere qua dentro, venite. Che non finisce la portata, brutti miserabili, a Gretarola avete portato. Se ha ammazzato un ragazzo di 18 anni, va preso per il culo ed è credibile un bastardo del genere, è carogna. E l'avete dato pure l'infermità mentale. Lui Le situazioni, la parte con un risalto, non accetta niente, non accetta. Brutti miserabili, carogne. Al pentito Gretarola, al pentito Gretarola.
libri, noi siamo da grande da noi, è vero? L'ha detto Pretarola, l'ha detto. Attendiamo un momento. Io vi auguro che non venite a fare dentro a prendere, guardate. Aspettate un momento, terminiamo la cosa del dispositivo. Venite a prendere, venite a prendere. Allora, venite a prendere. Faccia attenzione. Allora, fabbricato il bordigliere, fabbricato il bordigliere, mappare 1024, foglio 1024, particelle 1024, 4, foglio 3, foglio 3 1025, foglio 3 1024, terreni quale cose, foglio 286, particelle 267, veicolo Zodiac, carro di gas Ninja, veicolo di strada. Lui che ha rovinato l'immagine è assolto. Lui che ha rovinato l'immagine, lui che deve pagare. Però gli rompe i coglioni. Ma chi non intende, ma chi sta già ovunque, non intende. Ma vattene per cielo, vattene per cielo. A voi ma vattene via! Ufo! Tu! Andando da grande parola! Va! Ho parlato pure di ragazzi, no! Ufo! Quanto pagliaccio che mi denuncia! È vero? Terminare, signor Giudice! Si è venuto un progetto! Si è venuto un progetto! Un bastardo che chi vuole condannato a Ragazzi di Vincenzo, ma sapete benissimo a buona. Tu sei una schifezza, proprio bello chiaro lì. Tu sei una schifezza. No, ma io sto cercando di abbracciare la Le provocazioni non sono Sentito Pretarola, hanno portato Benito Berizzi, grazie a Montilento, grazie e avvocati di sì. Grazie a Montilento a voi. Grazie a Montilento a voi. Scusate, prego. Non c'è un'intercettazione vera, un'intercettazione vera, non ce l'avete, avete fatto un processo con una carta in coda, vergognoso, non c'è. Siamo che casino. Andiamo fuori. Non ti avvicinare a me, hai capito? Non ti avvicinare, non mi viene niente perché mi sto.
Questo deve festeggiare.